Salve a tutti e grazie per questa occasione che mi date. Tra poco assisterete a un monologo, teatro di narrazione lo chiamano, di un giovane attore, si chiama Paolo Floris, uno degli allievi prediletti di Ascanio Celestini, uno degli attori più importanti del panorama italiano e anche europeo, internazionale. E lui ha portato in teatro una storia che io ho scritto in un libro, La ghianda è una ciliegia, e poi Il forno e la sirena. La ghianda è una ciliegia, questa è la prima edizione del 2006 e questo è Il forno e la sirena del 2003. Che cosa racconta questa storia? Io stavo giocando a pallone in piazza di Chiesa al mio paese, Perdasdevogu, detto Foghesu. Al bordo della piazza c'erano dei vecchietti che si riuniscono come in tutti i nostri paesi e i vecchi in genere raccontano storie di guerra, storie di quando erano ragazzi e giocano anche a fare l'eroe, e più eroe chi ha più ferite al braccio, una gamba, una spalla, in testa, eccetera. E vedi, io ho 4 ferite qua, ecco perché queste medaglie e così via. A un certo punto uno che diceva che era l'eroe principale, c'è un altro che si chiama Vittorio Palmas, zio Vittorio, di soprannome Cazzai, che dice: ma tu stai zitto perché io sono vivo per 2 chili. Io ho sentito questa frase, ho continuato a giocare a pallone, poi di sera sono andato, guai se un giornalista non è curioso, sono andato a casa di zio Vittorio e gli ho chiesto: zio Vittorio, ma lei stasera ha detto sono vivo per 2 chili, che cosa voleva dire? E lui mi dice: figlio mio, se io ti devo raccontare questa storia devi rimanere qui tutta la notte. E io gli dico: io già resto, lei me la racconti, ve la faccio breve perché poi sentirete adesso 50 minuti di teatro dove capirete tutto. Ebbene, in questi 50 minuti voi sentirete la storia di zio Vittorio, che parte il ragazzo, parte il soldato, va da una parte all'altra, lo sbattono a Treviso, a Vicenza, sentirete le storie, sentirete il modo col quale lui viveva a Perdasdevogu, come nei nostri paesi, trebbiava, andava agli agnelli, alle pecore, all'orto. A un certo punto, 43, la guerra. I tedeschi, sapete quello che succede, ma ve lo spiegheranno i vostri professori, ma lo capirete dal teatro. Prendono i prigionieri italiani, anziché zio Vittorio non rientra a Perdasdevogu, ma lo portano in Germania. Lui era in un campo di prigionia come tutti gli italiani, che però ogni tanto venivano portati anche nei campi di concentramento. E zio Vittorio finisce nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, quello del diario di Anna Frank, leggetelo quel libro. Bene, in questo campo, quei disgraziati di nazisti tedeschi avevano questa regola: chi pesa meno di 35 kg, era rivolto soprattutto agli ebrei, vanno buttati nella camera a gas, perché non servono a nulla, non sono in grado di lavorare, e perché dobbiamo sprecare una patata da dargli? Quel giorno zio Vittorio viene pesato e pesa 37 kg e lui dice: sono vivo per 2 kg. Io da questa storia di un uomo semplice, di un analfabeta, perché zio Vittorio era analfabeta, ho imparato la storia. Ho imparato la seconda guerra mondiale, che io a scuola, al liceo non avevo studiato, perché io ho fatto la maturità nel 1959, sono arrivato più o meno al congresso di Vienna, 1815. Zio Vittorio e tanti altri soldati del mio paese Perdasdevogu mi hanno raccontato la loro seconda guerra mondiale, che io ho portato in questo libro, La ghianda è una ciliegia, che è uscito nel 2006. Poi ho arricchito la storia raccontando la storia di zio Vittorio, che è il forno crematorio, e la sirena, che è un altro racconto dei bombardamenti su Cagliari. Voi adesso sentirete Paolo Floris e vi renderete conto di come il teatro dà valore aggiunto alla storia. Vi ringrazio molto, ringrazio i vostri insegnanti, il vostro preside, e buona visione. E poi vi dico qualche cosa dopo, quando avrete finito.